Presidente Serracchiani, è tornato in auge il progetto rigassificatore e il Ministero ha dato il via libera al progetto del metanodotto. Che cosa ha intenzione di fare la Regione e c'è un effettivo rischio che torni appunto in auge il progetto di gas naturale a Zaule? Ma noi abbiamo ribadito più volte al Governo, ai Ministeri, il Ministero dello Sviluppo Economico e anche il Ministero dell'Ambiente, che assolutamente siamo contrari alla realizzazione del rigassificatore di Zaule, così come siamo assolutamente contrari al metanodotto. Lo abbiamo ribadito in tutte le sedi. Ora con questo ultimo decreto che impugneremo si apre anche il momento della cosiddetta conferenza dei servizi e sarà nella conferenza dei servizi che ribadiremo le motivazioni della nostra contrarietà, che sono delle motivazioni anche tecniche. Prima di tutto parliamo di un porto che è in pieno sviluppo, che sta aumentando i traffici, che tra l'altro è già attraversato da imponenti petroliere, anche molto numerose, vista la presenza di SIOT e visto anche l'importanza che ha come maggior centro per gli idrocarburi in Europa. Pensiamo quindi che le gasiere siano ostative al traffico all'interno del Golfo di Trieste. Siamo altresì contrari perché è già un punto sensibile questo golfo dove sono presenti importanti insediamenti industriali, una parte li ho già ricordati, eviterei di fare anche un rigassificatore e d'altra parte credo che si debba sentire anche la voce del territorio. I nostri cittadini sono contrari, quest'opera è un'opera che tra l'altro nel panorama nazionale riteniamo non ci serva, visto che ci sono già dei rigassificatori realizzati che vengono utilizzati per molto meno della loro potenzialità.